addirittura Giovanniello che conosce la canzone di Rene Grandi. E sta cantando mi piaceva assai, sai perché? No. Che quando ha scelto di venire con lui la mandolina che io me la... Come ti posso dire? Ma che tengo fame perché Massanilla non mi fa mangiare, no? All'epoca mi sembra una morsicella in coppa a chilo con lui. Siamo in fascia protetta a quest'ora. Oh, io qui è arrivato, lo sapevo, io Ma che stai dicendo sto scemo? Ma sai, stiamo parlando con Manganello. Ehi, che cosa stiamo parlando? No, stiamo parlando della frava che dello sfrava. E vabbè, ma tu solo che lo può parlare, mi può parlare belli femmine. Ma Sani, abbiamo molti numeri da chiamare subito. Ehi, chiamiamo prima che io sto chiamando Cordone, chiamamelo subito, io. Capo si chiama Peppa, no? Facciamoci pure l'augurio, no? No, è pure una mia papina, no? Ma pure... E faccio pure gli auguri all'ispettore Peppe De Maio che ci ascolta con la sua signora. Un bacio, ispettore. Un bacio. Ma Mazzola, non sta Mazzola. No, il telefono è sudato, proviamo dopo, Mannaggia. Cordono del numero è sudato. Chiamiamo più tardi. Mi sembra che era un bello personaggio, chi sei? Vabbè, passane, ma vorrei che una cosa, secondo me si chiama Giuseppina, che è pure un nome suo, Colantuono, la mia suocera. Vediamo. Mani per i vostri denti, ci sta scritto. Vediamo che succede, Torre Caracciolo. Si rispondesse, ci dice che il marito deve fare i lavori, no? Esatto. Ma pre... Stiamo a Marane. Pronto? Pronto, buonasera, Caracciolo. Chi è? Marano, sto chiamando a Marano, no? Sì, chi è? Sta Colantuono, la signora, Peppe Giuseppina. Sì, un attimo solo me la passo. Grazie. Prego. Ma per passare caracce la vita. Ma che ne sai, Giovanni, ce ne cago. Oh marito la signora, c'ha ordinato sta roba, che era sta signora. Non ti preoccupare. Pronto? Pronto? Signora Giuseppina. Sì, chi è? Buonasera, innanzitutto auguro perché oggi è San Giuseppe e tutto resta a presto. Buonasera. Grazie. Signor, senti, sono Mastanello, fravocatore. Buonasera, io sto venendo al logo, no? Sì. Volevo sapere, ma da casa ci sta qualcuno c'era una mano a scaricare sta roba, che dici? Ma qual è roba? Signor, io sono un fravocatore, tengo l'ordinazione, vostro marito non va a tenere. No, non lo so qual è roba. Sapevo che l'hai che se va la moglie, la signora Giuseppe, fammi vedere allora. La signora Giuseppina Colantuono, via Torre Caracciolo, Marano. Ci troviamo, signor? Giuseppina Colantuono sono chi? E allora signora, senza che ci perdiamo in chiacchiere, io tengo un cellulare che tenga poco soldi in coppa, no? Vi sto dicendo, io tengo sta roba in coppa o cambia, a vostro marito da fare lavoro nella casa. Ma che non va a dire a voi che vanno a nascondere le cose. Che ci posso fare, signor? Mica posso tornare a casa una volta senza scaricare sta roba, No, non sto dicendo niente. Che sta dicendo la signora? Io non la capisco. Ma che secondo me Massari, sta signora è una mezza non capisce buono. Giovanni, ma che è scema, a me me ne passa manco per la cava. Piace a scaricare sta roba stasera, vai che te capri. Ma arriviamo là. In giro se ci manna a cocco la gente sono guaglioni. Che sto voglio capire? Se stanno voglio uscire da casa, ma la roba coppa cambia che è parecchia, te capi? Ma che roba da scaricare? Signora, ma che è il telefono? Scusa. Sono cainati, che roba da Ma voi che ci azzeccato Ma da sta conversazione? C'è uscito l'uomo da casa, io per le Ma fammi parlare con Giuseppe, tu chi sei che te capri con te, mo? Ma chi è telefono? Ma scusate, io sono Massarino, fravocatore, ma si è già fatti lavoro in casa, con quanta gente ci parlare stasera? Facetemi capire. Ma quale lavoro da casa? Ma che non lo fa? Tu che non lo fa? Ma chi sei tu? Ma tu chi sei? Ma Sani, già non hai nato che sei in da casa, chi sei uno che si sarà mica la figlia, non mangiarci in da casa. Ma i maggi spastinati, ecco fa questa gente, Giovanni. Allora, sentite, io tengo sta roba con poco, ma vengo là, e poveri, insomma, che mi fa? Potremmo fare così. Ma scusate, ma voi che parlate a fare? Ma tu chi sei? Fammi capire. Ma come, vogliamo toccare la musica, signore? Che te ne No, ma tu chi sei? Rimma chi sei? Tu chi sei? Venite a scaricare roba. Ma che fai fu buffo? Ma tu sai pensare che per mezzo che in moneta non ti potevo sfidare l'orecchio. Ma chi è telefono? Sì, ma tu questo c'è a Fomanello, ma passa ma signore per piacere. Passa ma Giuseppe. Giuseppe. Non va a parlare a telefono. Muovete, passa ma Giuseppe, che tu non serve. Ma chi è a telefono? Sì, ma mi spastinata proprio, chi è chi non c'è? Ma che stai dicendo? Ma come ti permette questa voce con me? Ma capite, non è che 64 anni, non è? Andate a scaricare roba. Ma che sa fa la voce tu con me, Giovanni, stai sanno la voce? Ma Sani, ma che chiama là, ora non pareva là. E spezzare di rina una vera tromba, la chiamare di rina. No, esagerato. Ma io, ma vuoi passare, signore, o no? No, perché è alluccato, che signore, non è alluccato. Non vuoi allucco contigo, qua la signora non allucca, che tu sei nessuno, passa ma signore. Pure tu sei nessuno, ma va. Passa ma signore. Passa signore. Allora, scusatemi un Signore, a me che fumanello non mi piace a parlare. Come un femminile. Ma non sentite che voce tiene chi?
Comunque, questo secondo me volete scherzare. No, signore, non voglio scherzare niente. Che hai scherzato quando avevi 10 anni, ma neanche 64 anni, perché stanno un signore. Ma non senta sta signora che stanno poco compriamo, che secondo me s'ha fatta a vino. Che famiglia è, o che è nato a fare manella, che non serve, ma non mi fate chiamare. Ah, signore, voi non vada a avere però io. Ah, comunque sentitemi. Parla. Ma che è? Ma che è Sta quello? dicendo? Che sia la figlia che si chiudono in da stanza mentre la mamma fa i servizi e che la mamma permette pure poco che è nata a fare chiocchio, Ma non capito? fate che è beautiful, signore, citi, siamo qua. Pronto? Sì, mi dica. Poi che mi dici, ma chi ha asciutto ma in da sta Che sia la cosa? figlia. Ma che è la famiglia d'amma, Ah, penso che è la piccinella, quella che si chiude in da stanza con ore chiusi. Oh, passami a Giuseppe. Passami a Giuseppe. Giuseppino non può venire a te. Ma poi ci hai scamato, prima ci sono tutti, diretta poi, in ma sta lì, e manco Giuseppe Amicello, I tappi su Radio Kiss Kiss Napoli. Amore,